La notizia politica di oggi arriva da Padova ed è il sostanziale accordo tra Lega e Forza Italia per le regionali. A sancirlo il numero 1 dei deputati azzurri. Uniti si vince, squadra che vince non si cambia, quindi abbiamo un candidato fortissimo che è il presidente uscente Zaia, nella speranza che ci sia un grande accordo nazionale strategico con la Lega, che non sia solo legato alle elezioni regionali e amministrative, ma che sia un accordo di sistema che valga per i prossimi 20 anni. Già, perché il Veneto rientra in una strategia complessiva con altre regioni tipo la Campania, dove l'altra anima del centrodestra, l'NCD, conta e non poco. Per questo anche l'accordo non era per nulla scontato e sarebbe arrivato dopo le rassicurazioni di Salvini a non slittare ulteriormente verso l'estrema destra e di Berlusconi a non chiudere accordi con il partito di Alfano, attualmente al governo. Di certo la partita veneta è al centro delle strategie politiche italiane, almeno dei prossimi 3 anni. Per la destra potrebbe diventare una Caporetto micidiale, così come per il PD un successo sancirebbe il trionfo della linea Renzi alla guida dell'Italia. Intanto ieri l'inizio ufficiale del conto alla rovescia per le urne e già i candidati hanno cominciato ad usare l'artiglieria senza esclusione di colpi. Purtroppo la regione Veneto, a differenza delle altre, è stata declassata di 3 posizioni nella classifica nazionale per i livelli essenziali di assistenza. Purtroppo aumentano i carrozzoni, aumentano le municipalizzate, aumentano gli stipendi dei dirigenti e direttori generali e invece diminuiscono i servizi alle persone, agli anziani, ai disabili, ai non autosufficienti.